Si spacciava da 15 anni per chirurgo estetico, riuscendo a ingannare centinaia di persone, tra medici e pazienti, sulla sua professionalità, quando invece possedeva solo la terza media come titolo di studio. Oggi Matteo Politi, di 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Marghera e dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per truffa e falsificazione di documenti in relazione all'esercizio abusivo della professione medica in quel paese. Nei giorni scorsi aveva fatto credere di essere a Hong Kong, una delle città in cui esercitava, quando invece lavorava tranquillamente in una struttura alberghiera di Mestre. Il mandato di arresto europeo eseguito oggi è stato emesso in Romania, dove, secondo la magistratura, tra marzo e dicembre 2018 Politi si sarebbe finto medico, inducendo in errore 9 vittime riguardo alla sua qualità di specialista in chirurgia plastica estetica, usando un nome contraffatto ed eseguendo interventi in ben 5 strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro. Era anche già stato denunciato per esercizio abusivo della professione, ma questo non l'ha fermato, mettendo in difficoltà anche un omonimo vero medico, ma estraneo alla vicenda. Politi è riuscito a farsi un nome di prestigio nel campo, in cliniche di molti paesi, vista la sua fama avvalorata anche da falsi attestati. Ma qualcosa non quadrava ai colleghi rumeni, che hanno portato alla luce la sua truffa fino all'arresto di oggi.